Una terra antica, ricca di scenari mozzafiato e di culture millenarie. Questa è l'isola di Sardegna. È qui che batte il cuore del Mediterraneo. È un viaggio quello che vi raccontiamo, è un viaggio attraverso una terra che può essere considerata un vero e proprio continente. Questo perché sono talmente tanti gli ecosistemi presenti su quest'isola, sono talmente tante le culture, i suoni delle lingue e i volti che incontrerete in questa fantastica esperienza. Il Sardinia Grand Tour è l'itinerario cicloturistico di tutta la Sardegna, 1500 km attraverso i posti più belli dell'isola. 1500 km suddivisi in una rete di 33 tappe dove troverete tutto. Alloggio, ristoranti, noleggio bici, accompagnatori, tracce GPS, roadbook e tutto quello che vi occorre per organizzarvi un'indimenticabile vacanza in bicicletta. Tutto ciò che vi occorre per costruire il vostro pacchetto del Sardinia Grand Tour li trovate sul nostro web, in cui potete trovare anche pacchetti pronti di tutti gli operatori che organizzano tour qua in Sardegna, tour cicloturistici. La randonnée è la cosa che più si avvicina a quello che facciamo, che è cicloturismo. Per noi la bici è un mezzo, non è il fine, quindi a noi interessa la scoperta del territorio e il modo di viaggiare il randonneur, che è quello che più si avvicina perché va lento, gode del territorio, copre grandi distanze, vede tanti paesaggi diversi. E volevamo fare una cosa diversa. Sono qui con un caro amico che è la sua prima esperienza, lui non l'ha mai corso e quindi vengo qui ad affrontare così per fare un giro e per vedermi un po' la mia Sardegna. Faremo vivere molto lentamente, con tante soste per scatti fotografici, per godere del paesaggio, per degustare i vini della Sardegna, entrare dentro le cantine, vedere, conoscere i volti della Sardegna, insomma una Sardegna a 360 gradi veramente. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. È stato lungo ma bellissimo. La sensazione adesso è fantastica. L'organizzazione ci ha aiutato tantissimo, abbiamo trovato da mangiare nei punti strategici, tra l'altro tutti prodotti a chilometro zero, tutti prodotti sardi. Nei momenti di difficoltà ci siamo fatti aiutare dal paesaggio che in questo momento penso che sia quanto di meglio la Sardegna possa offrire. Ho seguito il mio ritmo, mi sono fermato per godermi il panorama, per aspettare gli amici, per fare 2 foto. È emozionante tutto il passaggio lungo la Valle della Luna, i paesaggi erano spettacolari. Bellissimo. La Sardegna
Il nord della Sardegna così varia da un punto all'altro che è spettacolare, poi in primavera bellissimo, poi compagni di viaggi nuovi, strade bellissime senza macchina. Da ripetere, sì, assolutamente sì. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto abbiamo avuto la fortuna di trovare un'organizzazione splendida. Dividere con gli altri l'esperienza è stata una cosa senz'altro positiva. Questo è il modo assolutamente, cioè, meno impattante, più naturale, più sano. Onorato e contento di aver partecipato a questa manifestazione importantissima per la Sardegna, anche perché mette in contatto tutti i vari operatori che lavorano su questo territorio. È andata bene, è stata un'altra bella occasione per testimoniare il fatto che non ci sono posti con strade più adatte al ciclismo della Sardegna. È un modo per pagare alla Sardegna quel biglietto che secondo me va pagato per quanto spettacolo ci regala ogni volta che apriamo gli occhi su di lei. Questa è una manifestazione a scopo turistico dove bisogna percorrere 200 km. Ogni 50 km ci viene messo un bollino e si compone di 4 tappe. Quando finalmente arrivi alla quarta tappa ti danno il certificato di randonner. Quindi con grande orgoglio stasera siamo tutti randonner. La tappa è molto meno impegnativa di quella che abbiamo fatto della randonnée. Abbiamo un pochino di saliscendi all'inizio, abbiamo la salita di Tresnurages, ma poi dopo è assolutamente godibile in piano, e poi dopo abbiamo una lunghissima discesa e sono 130 km circa, ma che si fanno in scioltezza. Facciamo una delle strade più belle dell'isola, l'Alghero Bosa, che molti descrivono come il Big Sur della Sardegna. Ieri Henrik, il nostro amico irlandese, ci ha detto che ha avuto un momento di déjà vu, gli sembrava di essere a casa sua in una strada proprio uguale, dove c'è il mare da una parte, ci sono i monti dall'altra, da noi ci sono le ginestre, lì ci sono un'altra pianta che si chiama Mountain Fern, e ha detto che era la stessa cosa. Marcia leggera! Ho già pedalato su questa strada che è magnifica e l'ho tenuta nel mio cuore per un annetto. L'ho pedalata intorno a Natale del 2012, quindi 2 anni fa. È un insieme di emozioni, di panorami stupendi a ogni curva. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Vengo spesso, però questa parte, questa costa non è mai stata, non l'ho mai visitata, e quindi mi sembra che sia un'ottima opportunità per conoscerla meglio. Io vengo dal Trentino e sono già stata qua in Sardegna una volta più di 15 anni fa, e nel senso è stata una nuova sorpresa, è bellissimo. Un'esperienza bellissima sia a livello umano che paesaggistico e insomma locale, perché comunque anche nei paesi le persone salutavano, rimanevano sorprese dal passaggio di questi alieni col casco, però erano tutti entusiasti e felici. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to
to get lucky. We're up all night 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 to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Un po' di acqua non ha mai ucciso nessuno e poi visto che siamo bagnati continuiamo a bagnarci. Qual è il problema? E va bene così, stiamo divertendo. Un pezzo di strada memorabile, è una costa spettacolare, molto naturale, selvaggia, però ti scalda per questo panorama unico. La Sardegna è una casa fuori casa, è un posto molto con un'atmosfera molto tranquillo, è un posto dove c'è molta diversità di paesaggio, gente stupenda, si mangia e si beve bene. Buono, molto buono, però è ancora più buono quando bevuto in compagnia, soprattutto con amici. Abbiamo visto veramente tutte le 4 stagioni in una giornata, è stato anche divertente. Non le avevo mai fatte in bici queste strade, mi sono divertito tanto e anche la pioggia che abbiamo trovato prima di Bosa è stato interessante. E poi dopo quando siamo scesi verso Sarchitu, le onde... La bellezza della Sardegna è che cambia moltissimo, mese dopo mese, cambia il cielo, cambiano i colori dei campi, cambia la luce. Ed è sempre un'esperienza diversa, cambiano i profumi, sempre un'esperienza diversa. Per chi vuol conoscere la Sardegna, per chi vuol farsi raccontare la Sardegna dai paesaggi, è il modo migliore per farsi introdurre a questa terra. La bicicletta è il modo migliore per farlo.